Bentrovati da TVA Notizie, giornata internazionale di fisica medica il 7 novembre nell'ambito delle manifestazioni di Agrigento, capitale della cultura 2025. L'evento si terrà nella sala Zeus del Museo Agrigentino. Ascoltiamo le interviste al responsabile scientifico del convegno Salvatore Piraneo e al presidente dell'Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria Carlo Cavedon. Siamo nella sala Zeus del Museo Archeologico Regionale di Agrigento. In questa sala celebreremo la giornata internazionale di fisica medica. La celebreremo il 7 novembre, anno della nascita di Madame Curie, la scienziata che ha avuto 2 premi Nobel, uno per la chimica e uno per la fisica, e che ha fatto molti studi sulle sostanze radioattive che poi oggi utilizziamo in medicina. Questa giornata viene proposta dall'Organizzazione Mondiale della Fisica Medica. Sono circa 80 paesi che aderiscono a questa organizzazione mondiale. La nostra associazione italiana, la IFM, gestisce la celebrazione italiana. Questa celebrazione viene fatta ogni anno nella città italiana capitale della cultura. È capitato quest'anno di farla qua. Il presidente dell'associazione, Associazione Italiana di Fisica Medica, ha nominato me come responsabile scientifico. Io ho cercato di organizzare un programma quanto più attuale possibile, tenuto conto del tema che la IOMB, la International Organization of Medical Physics, cioè l'Organizzazione Mondiale di Fisica Medica, ci ha dato, e cioè fisica medica e tecnologie emergenti plasmare il prossimo decennio, cioè quali saranno gli impegni che noi avremo nel prossimo decennio. La fisica ha sempre dato moltissimo alla medicina. Stiamo parlando di una tradizione che conosciamo attualmente dalla scoperta dei raggi X, quindi parliamo di una storia più che centenaria, ma non dobbiamo risalire solo a questo. In realtà la fisica in medicina ha dato moltissimo già dai tempi dei nostri padri, da Galileo Galileo in avanti. Da Galileo Galilei in avanti. E quello che poi ha fatto crescere la fisica medica e quindi l'applicazione di metodi fisici e matematici alla medicina è, come dicevo prima, la scoperta di raggi X e in particolare l'uso che se ne è stato fatto sia per le tecnologie diagnostiche sia per le tecnologie terapeutiche. Oggi stiamo vivendo un momento in cui andiamo oltre questo. Ci affacciamo ad un'epoca in cui, oltre agli agenti fisici strettamente che conosciamo da molto tempo, come i raggi X, le radiazioni ionizzanti, i fisici in medicina e i fisici negli ospedali, ma anche negli enti di ricerca e nelle università, si dedicano con profitto all'applicazione di metodi fisico-matematici in generale. Pensiamo ad esempio alle applicazioni dell'intelligenza artificiale, che sono potentissime e che trovano nella platea della fisica medica, già inserita negli ospedali, con un linguaggio comune con i clinici, con i medici, il terreno fertile per poter crescere e poter essere efficacemente e sicuramente portata al paziente. AIFM, l'Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria, celebra da molti anni ormai l'IDMP, la Giornata Internazionale della Fisica Medica, nella capitale italiana della cultura, che per il 2025 è la splendida cornice di Agrigento. Quindi siamo qui per questo motivo. Siamo qui per questo motivo, siamo in tantissimi ormai, l'associazione ha superato da poco i 1500 iscritti, pensi che quando siamo nati più di 25 anni fa eravamo poco più di 300 persone, siamo cresciuti a un ritmo costante e ora abbiamo superato i 1500 soci
E questi 1500 soci saranno chiamati prima al congresso nazionale, che si farà nel mese di ottobre a Verona, e poi subito dopo a questo appuntamento importante. Certo, non saremo tutti né al congresso di Verona né ad Agrigento, ma una rappresentanza importante sarà qui per celebrare la giornata internazionale della fisica medica.